La sua organizzazione era stata sgominata nella memorabile maxi operazione dello scorso 10 luglio, quando centinaia di poliziotti erano entrati in forza nel quartiere Piave per mettere fine una volta per tutte all'incubo della mafia nigeriana che controllava lo spaccio di eroina in tutta la terraferma. 38 membri della banda erano finiti dietro le sbarre, ma il capo, Kenneth Igodaro, detto Ken, 36 anni, era riuscito a sfuggire alla rete. Già da alcune settimane era scappato in Francia, dove viveva la sua compagna. Ora anche per lui sono scattate le manette. La polizia tedesca lo ha arrestato a Norimberga in esecuzione del mandato d'arresto europeo richiesto dal Tribunale di Venezia. A rintracciarlo la squadra mobile della Questura Lagunare, che non aveva mai smesso di cercarlo in collaborazione con la Direzione Centrale di Polizia Criminale e con le forze dell'ordine di Francia e Germania. Qualcuno sta rovinando gli affari, aveva dichiarato Igodaro a un complice per spiegare le ragioni della sua fuga in una conversazione intercettata dagli agenti. Verrà estradato in Italia nei prossimi giorni per rispondere delle gravissime accuse. Secondo gli investigatori era lui a guidare la cupola di spacciatori responsabili di aver diffuso in Veneto la famigerata eroina gialla, causando la morte per overdose di 11 persone. Oltre a dirigere il traffico, l'uomo, da tutti conosciuto come Ken, si occupava personalmente di formare gli spacciatori, indicando come muoversi e vestirsi per rispettare i codici dell'organizzazione. Dei 41 destinatari di ordini di cattura in seguito alla maxi operazione, solo 2 restano ancora latitanti.